Cari telespettatori, ben ritrovati. Come vedete alle mie spalle, ben ritrovata CIA Veneto, quindi il presidente regionale Gian Michele Passarini è qui con noi, grazie di averci raggiunto. Sappiamo che viene da incontri molto importanti anche a Roma e quindi ci fa veramente piacere che abbia avuto la gentilezza anche di essere presente da noi in trasmissione. Grazie. Fresco fresco. Grazie. E ben arrivata anche Federica Senno, presidente provinciale CIA Venezia, grazie anche a lei. Tra l'altro ha un allevamento di bestiame di mucche da latte e produzione anche di formaggi nell'area del Veneziano, quindi rappresenta, voi direte finalmente, visto che ci avete sollecitati più e più volte di parlare anche a nome degli allevatori e produttori, eccola qui abbiamo una rappresentanza e quindi potrete anche fare i vostri interventi e avere delle risposte con cognizione di causa di chi vive questa realtà. Ma quel che importa è anche affrontare tematiche che molti ancora qualche settimana fa ci avevano palesato potessero invadere anche il nostro paese, ovvero quelle proteste che sono partite in Germania e in Olanda da parte degli agricoltori, e adesso vi spiegherà il Presidente che origini hanno avuto, quali sono anche i temi caldi, quali sono stati anche quei temi tra virgolette di importazione che hanno mosso anche la protesta fin qui da noi, attraverso l'Emilia Romagna, Bologna, poi sono arrivati anche a Verona a protestare, ma non soltanto. E poi c'è tanta carne al fuoco, perché veramente ci sono tanti temi che riguardano il mondo dell'agricoltura, che ricordiamo come sempre è un settore primario e strategico per la nostra economia ma anche per la nostra salute, vero Presidente? Eh sì. Assolutamente. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo dalle proteste? Da dove partiamo? Dall'Europa o da... Ma possiamo fare un'analisi di quella che è la situazione attuale. Noi abbiamo visto una mobilitazione generale, se vogliamo, a livello europeo. Era partita la Francia, poi la Germania, la Romania, poi per ultima qui in Italia. C'è un fermento di protesta che viene mosso sostanzialmente da quello che è il settore primario dell'agricoltura. Ora, le condizioni di protesta tedesche sono legate più che altro al fatto che il governo toglierà i sussidi ambientalmente dannosi, quindi le accise sul gasolio, e quindi toglierà, voglio dire, un contributo all'acquisto del gasolio importante che spesso determina anche un mantenimento dei costi di produzione, perché come sappiamo i trattori oggi che abbiamo vanno a gasolio, non ci sono ad oggi sul mercato alternative a quello che è un trattore a gasolio, esistono dei motori molto più performanti, gli Euro 6, che permettono anche impatti ambientali minori, però questo è il dato di fatto. Anzi, molti dicono che hanno rinnovato il parco trattori, però sempre con trattori a gasolio per questo punto. Perché non ci sono oggi, ci sono delle sperimentazioni sui trattori mi sembra a metano, ad idrogeno, l'elettrico se non in piccole taglie, quindi sostanzialmente manca oggi l'alternativa. Ma detto questo, quello diciamo è la motivazione per cui i tedeschi sono scesi in piazza. L'altro aspetto è che in Italia, anche in Italia, si tende ad emulare quel tipo di protesta, partendo però da un presupposto. Io credo che la mobilitazione e la protesta, perché faccio il sindacalista, sia sacrosanta, peccato che CIA l'ha fatta in momenti in cui altri non si preoccupavano minimamente di questo. Noi al 26 ottobre 2023 siamo scesi in piazza con oltre 2000 persone, perché quella era la piazza che ci avevano destinato, e vediamo le immagini, perché dopo i problemi di Israele c'erano problemi di antiterrorismo, quindi avevamo chiesto di portarne molti di più, con la prefettura, con la questura di Roma abbiamo scelto una piazza nella quale abbiamo contenuto 2000 persone, ma ce n'erano, vi garantisco, molte di più, e abbiamo elencato in quella sede quali erano i problemi che oggi sono i problemi che vengono detti da chi scende in piazza. E quindi il problema che oggi ha l'agricoltura, il ruolo dell'agricoltura che spesso viene, come posso dire, pronunciato ma mai applicato, e quindi il problema che abbiamo all'interno del valore, oggi piccolissima parte di quello che è ciò che paga il consumatore sul banco va alla produzione, il problema di una gestione ambientale legata all'acqua che ci crea sempre più problemi, il problema anche di normative, in questo caso
similari a quella che è la protesta che oggi sta avvenendo a livello internazionale, di un'Europa che ha posto come obiettivo il Green Deal, cioè questo grande pacchetto di misure ambientali, di risorse volte alle misure ambientali e ecologiche, ma che sostanzialmente non ha costruito i percorsi per farlo in maniera sostenibile. Cioè è un interruttore che da oggi a domani tu devi spegnere e quindi metti in difficoltà quelle che sono i nostri agricoltori, le nostre produzioni agricole, in quanto gli dai degli obblighi ma non gli dai delle alternative. Se facciamo l'esempio dei trattori e se facciamo l'esempio per quanto riguarda poi le buone pratiche oppure gli ecoschemi, tutta questa condizionalità che ci mettono, le nostre aziende agricole, diventa molto più gravosa attuarla che fare a meno. Allora è chiaro che il problema è anche rivedere, non tanto negli obiettivi generali, cioè nessuno di noi vuole essere negazionista, dire che il clima non sta cambiando, lo vediamo giornalmente, però come Stato membro, come agricoltura d'eccellenza nel mondo, come agricoltori italiani, crediamo che vadano anche riviste quelle che sono le applicazioni, le regole per cui io devo raggiungere quell'obiettivo, perché noi sosteniamo che quell'obiettivo lì vada fatto con gli agricoltori, non senza gli agricoltori, perché hanno chiuso, perché non riescono a stare sul mercato. L'alternativa quale sarebbe? Perché a un certo punto, se già c'è un numero rilevante di aziende agricole che sono state messe in difficoltà, ci sono numeri importanti, se l'agricoltore smette di fare il suo mestiere, se le aziende chiudono progressivamente, essendo un settore importante, di che cosa ci si può nutrire? Del cibo sintetico e basta? Che poi ha dei costi anche rilevanti, rischiando poi che quei pochi che restano nel settore agricolo, per poter sopravvivere, alzino ancora i prezzi e quindi la maggior parte dei cittadini non può neanche comprare certi prodotti dell'agricoltura. Guardi, lo scenario è ampio. Io direi, dal punto di vista del cibo, non necessariamente dobbiamo riversarsi sul cibo sintetico, che oggi risulta inapplicabile, tanto è che noi abbiamo una norma che vieta l'introduzione del cibo sintetico in Italia. Avremmo problemi probabilmente di importazioni, quelle sì, ma pensiamo per un momento di vedere i nostri territori meravigliosi, Padova, Venezia, Treviso, Verona, il Bellunese, il Vicentino, senza l'opera dell'agricoltore. Proviamo per un momento ad immaginarlo. C'è anche quell'aspetto lì. Certo, perché quell'aspetto lì è fondamentale per quanto riguarda la tenuta sociale, cioè noi nelle aree interne, le aree alte montane, se non abbiamo l'agricoltura che dà delle alternative, quella gente là non rimane su. Problema economico, ma anche un problema ambientale, cioè la manutenzione di questo territorio, dove ci ricordavamo qualche mese fa cosa è successo in Emilia-Romagna, se non la facciamo assieme agli agricoltori, avremo un territorio spopolato sempre più fragile e sempre più pericoloso anche per i territori di pianura. Quindi non è il tema se l'agricoltore deve fare gli alimenti, le derrate alimentari, il latte, il tema è vogliamo o non vogliamo riconoscere un ruolo centrale dell'agricoltura e dell'agricoltore all'interno del sistema, dell'ecosistema e della società. Questa è la vera sfida che CIA vuole portare avanti. Esatto, questa sfida, questa obiezione a quanti invece si stanno politicamente opponendo in Europa, soprattutto creando appunto delle reazioni. Che tipo di risposta ha avuto? Ma guardi, in Europa, voglio dire, chi si sta opponendo politicamente sono gli stessi che fino a poco tempo fa hanno approvato la PAC. Cioè, adesso io mi permetta una provocazione. La von der Leyen, il suo progetto Green, non è che l'abbiamo scoperto ieri perché i tedeschi sono scesi in piazza. I tedeschi ne erano consapevoli anche quando è stato ora di votarlo all'interno del Consiglio europeo. Perché probabilmente per un errore di calcolo pensavano di penalizzare un po' più quella che era l'agricoltura intensiva, l'agricoltura, voglio dire, specializzata e avere una politica agricola che andasse più verso l'agricoltura estensiva, quindi quella più congeniale a loro. Cosa è successo purtroppo? I calcoli sono stati fatti male. Perché? Perché nel frattempo noi abbiamo avuto 3 anni di Covid, una guerra in Ucraina e adesso abbiamo una guerra in Israele. Quindi sistemi geopolitici che nello scenario generale, soprattutto riguardanti a quelli che sono gli approvvigionamenti alimentari, gli approvvigionamenti energetici, hanno messo in difficoltà il sistema. È chiaro che a quel punto hanno scoperto anche loro che probabilmente quel progetto Green è un progetto che va mantenuto negli obiettivi generali, ma va intercalato in maniera graduale negli agricoltori. E quindi è questo, cioè, voglio dire,
facciamo bene sì a sparare, se vogliamo, certo, sull'Europa, però ricordiamoci che è la stessa Europa che fino a ieri aveva proposto un progetto al quale si è aderito. Probabilmente, ma noi di CIA Agricoltori Italiani lo abbiamo sostenuto già da tempi non sospetti, sono mancati quelli che sono la cosa basilare che si fa quando si fa un progetto economico, quello che è l'impatto, quelli che è il tornaconto economico, quelli che sono i lati positivi, i lati negativi, cioè si è andati tout court in in un obiettivo del tutto nobile, senza però intercalarlo graduatamente all'interno delle nostre aziende. E oggi, viva Dio, vi vediamo che non era solo l'agricoltore italiano che rivendicava questo, ma adesso abbiamo un mondo che fino a ieri sembrava che puntasse il dito solo su quella che era un tipo di agricoltura specializzata come quella italiana, che sta vedendo che questa politica agricola comunitaria va, da un certo punto di vista, applicata diversamente. E quindi è chiaro, quindi porto anche il messaggio a livello nazionale, noi oggi come CIA Agricoltori Italiani riteniamo che l'azione vada fatta in Europa, a Bruxelles. Ci mobiliteremo a livello sindacale, ma non solo, a livello anche di nostri uffici, per poter creare delle proposte diverse, soprattutto in termini anche di politica agricola comunitaria, perché così com'è strutturata non andiamo da nessuna parte. Quindi non è una questione di rimborsi, c'è chi parla di un'assicurazione che possa risarcire in modo adeguato, di finanziamenti eccetera, perché si va proprio a cambiare le modalità e il quantum produrre. Spieghiamolo ai non addetti ai lavori. Io credo che sia una questione di tutti i piccoli elementi, anche l'elemento assicurativo è un elemento che serve per poter garantire quantomeno la redditività. Cioè, oggi quanto mai è innegabile abbiamo degli sbalzi meteorologici che ci portano spesso a dover perdere il raccolto e magari lo perdiamo a un mese o a 10 giorni da quella che è la raccolta, la maturazione, oppure addirittura in fase primaverile quando abbiamo i germogli. Quindi sicuramente occorre un sistema assicurativo più adeguato, occorrono degli interventi anche a sostegno del sistema assicurativo. Oggi la sinistrosità porta i costi delle polizze altissimi e quindi i nostri agricoltori si trovano che se ieri per assicurarsi spendevano, faccio un esempio, 10 euro, così banalmente un esempio, oggi ne devono spendere 30. È chiaro che anche questo è un elemento sul quale una politica attenta nazionale deve ragionare, perché l'obiettivo è quello di mantenere sicuramente la redditività degli agricoltori in primis, ma è anche quello di avere un approvvigionamento di materie, perché altrimenti se no rimarremo scoperti da quel punto di vista lì. Pragmaticamente, Presidente, visto che proprio lei tocca con mano questa realtà anche nel territorio, nella provincia di Venezia come possono essere altri territori, che cosa dovrebbe essere fatto? Ma guardi, ci sono, come l'ho detto, varie situazioni da toccare. In primis bisogna mettere mano a quella che è la redditività agli agricoltori, cioè oggi cosa traduca cosa vuol dire? Che oggi se lei va a comprare non so, degli ortaggi, va a comprare le mele, ad un prezzo, si sa che di quel prezzo lì solo il 10%, 12% va agli agricoltori, non è sostenibile. Quindi non è più sostenibile. La marginalità deve essere superiore. Ma questo, continuiamo a ripeterlo e i cittadini ci scrivono, non è colpa del consumatore a cui si è aumentati ancora i prezzi, non può neanche più permettersi di già adesso hanno diminuito, è colpa di chi sta nella filiera e quindi forse anche voi potete intervenire con chi sapete che fa parte della filiera e agire politicamente o no, le chiedo. Assolutamente. C'è la logistica in mezzo, ci sono sfruttamento anche di manodopera, si è scoperto il caporalato, si è scoperto perché l'uovo di Colombo, c'è il caporalato, ci sono le infiltrazioni malavitose, c'è di tutto un po', ma è spiegabile appunto che lei mi dice un 90% sia della filiera. Si è perso nella filiera. Cioè è una cosa che anche il consumatore fa un po' arrabbiare, no? E difatti noi al 26 di ottobre siamo andati in piazza gridando proprio questo, cioè oggi bisogna costruire un percorso, non dico etico, perché voglio dire nel commercio, nelle transazioni economiche l'etica ha il suo posto, però bisogna riconoscere che se oggi una filiera, voglio dire, affronta un percorso produttivo dove c'è un produttore, c'è un consumatore e poi all'interno c'è una serie di trasformatori, se non è una filiera sana, voglio dire, azzoppa quello che è il valore aggiunto che ha a monte, cioè la produzione d'eccellenza che noi facciamo. Allora, cosa serve? Serve un affronto politico
politico? Probabilmente sì, noi alla politica, al ministro lo diciamo continuamente, lo scriviamo anche nel nostro documento. Credo che serva anche una norma, costruire un quadro normativo entro il quale ad esempio non si possa andare sotto il costo di produzione. Cioè com'è possibile che sono in agricoltura, se fatto 100 il costo di produzione, i nostri agricoltori a volte percepiscono 60, 50, 40? Anche le pratiche sleali. Però la risposta c'è stata, parlato con i responsabili di GDO quando c'è stato l'aumento del latte, no? Adesso il latte costa tanto, veramente per le famiglie è diventato a volte proibitivo per certe famiglie, chiaramente, e quindi latte alta qualità, latte intero eccetera, molti rinunciano perché i costi sono diventati esorbitanti, e la risposta dall'altra parte è stata certo, gli agricoltori hanno chiesto marginalità superiori, per cui da qualche parte bisognava aumentare la cifra, ed hanno detto che hanno avuto costi superiori, marginalità superiore, aumentato, e questo è il risultato. No, guarda, allora, questa risposta io adesso l'ho provocata. Così risponde anche i nostri telespettatori, però io ho la pubblicità che incombe, per cui la sospendo un attimo. Voi telespettatori dovete restare con noi se volete avere la risposta, naturalmente, a queste e altre domande. Canale 19 vi aspetto dopo la pubblicità. No. Allora, Presidente, le avevo fatto un po' una provocazione per capire un po' come funziona questo meccanismo della filiera, no? Lei mi ha detto quando sono aumentati i costi e quindi è colpa degli agricoltori perché hanno chiesto di più. Questo era un ragionamento. Ma in realtà i costi sono aumentati anche agli agricoltori, cioè non è che gli agricoltori sono stati esenti dall'aumento. Perché avete avuto costi energetici superiori, assolutamente, una serie di cose. Ma non solo, ma le materie prime che noi storicamente producevamo, come ad esempio l'urea, cioè tutti quei fertilizzanti necessari, essendo che venivano prodotti nei paesi esteri come i paesi dell'est, con la guerra dell'Ucraina c'è stato un blocco totale delle importazioni, quindi sono schizzate le stelle. Ma detto questo, è chiaro che il consumatore subisce sicuramente l'aumento dei prezzi, quindi vuol dire che il valore all'interno della filiera c'è, il problema è che viene ripartito male, perché il problema della ripartizione del valore che era insufficiente, c'era anche prima che aumentassero i prezzi, cioè non è cambiato nulla rispetto a quello che c'era prima. Solo che si percepisce maggiormente. Si è aumentata il delta di prezzo per andare a compensare i maggiori costi che tutti hanno avuto, cioè la grande distribuzione ha ragione, ha aumentato i costi come le ha aumentata la trasformazione, come ne hanno aumentati gli agricoltori per primi, e quindi è chiaro che i fattori non cambiano e quindi occorre rivedere dov'è che c'è il meccanismo che salta. Potrebbe essere anche in un'organizzazione di filiera, non è detto che la logistica sia giusta, non è detto anche che non dobbiamo agire e arrivare a ragionare sugli sprechi, su una questione anche di gestione degli sprechi, cioè vede, è un piano è complessa la cosa. È complesso. Allora, se ti metti giù con la politica e provi a vedere dove sono i punti in cui si riesce a intervenire, bene. Se invece va sempre bene così, perché tanto l'agricoltore si lamenta, è abituato a lamentare, io credo che oggi gli agricoltori hanno dimostrato che probabilmente sono arrivati al limite. E quindi, cosa è? La responsabilità che ho io come dirigente, che abbiamo noi come dirigente, è quella sicuramente di continuare la nostra azione sindacale, di andare avanti con quello che abbiamo fatto con il documento politico del 26 ottobre, dove abbiamo messo in fila tutta una serie di tematiche, abbiamo consegnato un governo, tra l'altro un governo, voglio dire, che parzialmente ci ha ricevuto, perché erano in altre faccende affaccendate. Probabilmente adesso ritenteremo e vedremo se sarà molto più attento rispetto alle questioni che portavamo. Perfetto. Lei, Presidente, cosa ne pensa a proposito? Io penso che la manifestazione che abbiamo organizzato a Roma il 26 di ottobre e l'elaborazione di questo piano nazionale dell'agricoltura che abbiamo consegnato al governo contenga dei punti molto importanti che sono anche contenuti all'interno delle manifestazioni di questi giorni, per cui il fatto che CIA abbia presentato al governo un piano in cui all'interno c'è la redistribuzione del reddito all'interno della filiera, come ha ben spiegato il Presidente Passarini, come la questione della fauna selvatica, piuttosto che una gestione oculata e molto attenta della risorsa idrica, piuttosto che i problemi riguardanti la manodopera, per cui la questione dei voucher, che è una questione insomma che riguarda l'agricoltura ma non solo la questione agricola, e tutti i punti
che abbiamo l'eccessiva burocrazia, la questione delle assicurazioni, così come appunto la questione del reddito, del garantire il reddito ai nostri agricoltori, siano dei punti che non sono oggi, non sono delle scoperte, non sono problemi che abbiamo visto oggi, ma che sono delle proposte che da tempo sia nazionale ma all'interno di tutti i suoi territori porta avanti da molto tempo, e che continua ad avere un rapporto diretto e un rapporto continuo con quelle che sono le istituzioni, con quella che è la politica, con quelli che sono i soggetti deputati ad avere un dialogo e appunto a provare a trovare insieme una soluzione a questi problemi, appunto, che ribadisco non sono problemi nuovi. Assolutamente, sono d'accordo con il Presidente, questa Europa non ci tutela come dovrebbe, siamo sempre lasciati alla deriva, ma anche i nostri politici che fanno, questo è un telespettatore che ci scrive. Presidente, voi agite a livello di sigla sindacale CIA da soli o trovate il supporto, visto che sono delle istanze, come anche sottolineava la Presidente, lei, condivise poi a livello europeo anche da non sigle sindacali o neocostituite, perché poi sostanzialmente abbiamo visto che alcune che vengono dall'Europa non hanno appartenenza. Quindi siete soli o potete creare una massa critica sostanzialmente? No, noi come CIA Agricoltori Italiani siamo all'interno di un sistema di aggregazione di sindacati europeo dove ci sono tutti, ci sono anche i tedeschi, i francesi, tutte le sigle italiane o piuttosto che quelle ungheresi, che si chiama Copa Cogeca. Cioè il Copa Cogeca è un'unione di sindacati che interloquisce direttamente con quelle che sono le commissioni. Quindi avete una forza in un poco Noi conto. però abbiamo un ufficio a Bruxelles, cioè CIA Agricoltori Italiani ha un ufficio voglio dire confederale che interagisce poi anche direttamente con le commissioni, cioè noi agiamo sia per conto del Copa Cogeca, che è il sindacato dei sindacati, ecco, se vogliamo un po', è l'associazione delle associazioni dei vari paesi europei, e poi abbiamo quella che è la nostra azione diretta con i vari parlamentari europei, con i vari presidenti di commissione, piuttosto che con i sottosegretari europei che sono in Europa e che agiscono come lobby politica relazionandosi a quelle che sono le istituzioni. Dopodiché devo dire, noi anche nel nostro approccio politico crediamo che vada aperta anche una discussione anche con il mondo civile, con i consumatori, con quelle che sono, voglio dire, anche proprio le associazioni che rappresentano ad esempio i territori, i comuni, cioè occorre una dialettica a 360 gradi, proprio perché siamo inseriti in un contesto sociale. Assolutamente, assolutamente. Ecco, dal punto di vista dell'attività di cui si occupa, tra l'altro, Presidente, poi rappresentando anche tanti vostri iscritti e comunque agricoltori che hanno degli allevamenti, qual è il problema che riscontrate, che toccate con mano oggettivamente sul territorio? Quindi mutuando quanto abbiamo detto a livello generale, proprio a livello territoriale. Leggo un attimo anche un messaggio: capisco il cambiamento climatico che coinvolge in particolar modo l'agricoltura, ma diventa insostenibile vedere questo aumento pazzesco, forse è ora di ripensare tutto il piccolo, non ha più senso di esistere, è un dispiacere, sostanzialmente dice che il piccolo è difficile da mantenere perché forse ha dei costi di sostenibilità difficili, la filiera grande potrebbe in qualche modo tagliare i costi, non lo so, mi sembra di capire questo. Se vuole rispondere al telespettatore, dopo anche la Presidente. È un'analisi un po' parziale, nel senso non è una questione di dimensioni, è una questione di progetto aziendale che uno ha. Chiaro che se uno piccolo vuole competere sul mercato delle commodities, cioè con quello che ha centinaia e centinaia di ettari di mais o di grano, probabilmente fa più fatica. Però abbiamo visto che le realtà piccole, cioè l'impresa familiare, su determinati territori, attraverso la multifunzionalità, ne abbiamo l'esempio qua, tra l'altro una donna, è riuscita a trovare un progetto economico che soddisfa quella che è la necessità di una famiglia, di un'impresa, attraverso delle specificità. E quindi voglio dire,
possa essere l'agriturismo, la produzione di produzioni particolari. Quindi diversificazioni, no? Quindi è chiaro che non è una questione di piccolo o grande, è una questione di quale risposta, di quali strumenti noi mettiamo a disposizione del progetto agricolo, e spesso lo facciamo anche attraverso i PSR, cioè le programmazioni di sviluppo rurale, dove spesso verso anche i giovani mettiamo a disposizione delle risorse affinché questi portano a compimento il loro progetto assolutamente, politico. se no sarebbe difficile. È chiaro che il piccolo può diventare comunque grande se è inserito all'interno di un contesto associativo, cioè se è all'interno di un'organizzazione di prodotto, di una cooperativa piuttosto che di un consorzio, è chiaro che tanti piccoli poi diventano... Sì, sono come i gruppi di acquisto per quanto riguarda i consumatori. Ma non solo, guardiamo i nostri consorzi più blasonati che abbiamo, se pensiamo al consorzio Prosecco, al consorzio del Pinot, nel vitivinicolo faccio un esempio, ma anche altri consorzi o cooperative, vediamo che poi l'aggregazione permette anche a chi è piccolo di affrontare quelle che sono le sfide del mercato, perché viene inserito in un contesto organizzato. Quindi Conti piccolo e bello è stato sempre un po' la cosa che cercano di denigrarci in Italia e poi diventa l'arma vincente. Prego Presidente. Beh, sicuramente insomma, i problemi che riscontrano le aziende agricole, sia piccole che grandi, sono quelli legati ai costi di gestione, all'aumento dei costi di gestione dell'intera azienda. È chiaro che, come diceva il Presidente, nel momento in cui alle aziende agricole vengono date delle opportunità di sviluppo, vuoi attraverso la fattoria didattica, vuoi attraverso l'agriturismo, vuoi attraverso l'agricampeggio, per cui nel momento in cui un'azienda ha la possibilità e ha anche le capacità poi di poter sviluppare la multifunzionalità, è chiaro che le possibilità di reddito e anche la possibilità di non solo fare agricoltura, ma fare anche un'economia, anche essere un servizio alla società, servizio in termini di didattica, in termini di ricettività, in termini di ristorazione, ecco che diventa molto più attrattiva e diventa anche molto più facile rimanere sul mercato, ecco. Certo. Il settore dell'allevamento come sta andando? Beh, produzione lattiero-casearia, quindi? In questo momento il prezzo del latte ai produttori, per cui stiamo parlando all'agricoltore, in questo momento il prezzo del latte sta diminuendo, per cui nonostante i costi di gestione non stiano diminuendo di pari passo, c'è una lieve flessione su quello che è il valore del latte in questo momento. Come si spiega questo? Perché come sempre succede nel momento in cui si verifica una modifica nel mercato, i primi che ne risentono è il primo anello, che è quello del produttore primario, per cui nel momento in cui si vede che il prezzo dell'energia tende a tornare sui livelli pre-guerra in Ucraina, ecco che si va a diminuire il valore e il prezzo, insomma, da riconoscere all'agricoltore, cosa che poi invece non vediamo nello scaffale al supermercato. Infatti bravo, quindi vuol dire che ancora una volta... Questa è una risposta per il suo collega della grande distribuzione. Questa ancora una volta abbiamo questo problema qui, un po' come diminuisce il valore gasolio, però la pompa poi alla fin fine vedi delle cose irrisorie a fronte di altre situazioni a monte. Dovete assolutamente analizzare questa cosa, perché può mettere in crisi un'azienda agricola. Beh, allora, i dati ci dicono che in Veneto stanno chiudendo 150 aziende l'anno, e questo è un dato che sicuramente ci deve far riflettere, perché non stiamo parlando di 150 aziende a livello familiare, per cui piccole aziende, ma stiamo parlando di aziende specializzate, aziende che sono strutturate, per cui che hanno una certa dimensione, quindi che hanno dipendenti e che hanno anche una fetta di mercato che evidentemente lasciano
lasciano scoperta. Nel momento in cui ci sono 150 aziende che chiudono, vuol dire che ci sono 150, minimo 150 famiglie che entrano in crisi, più tutto quello che è l'indotto che generavano. Certo, questo tra l'altro sono dei dati oggettivi perché vengono dall'osservatorio agricolo dell'INPS, però per fortuna aumentano i giovani in agricoltura. Lei è anche un esempio a questo riguardo, dopo ci dirà magari se le difficoltà che si possono incontrare come giovane appunto in agricoltura, che tipo di azienda ha pensato oppure pensate di ristrutturare nella fattispecie per riuscire a sopravvivere a questi cambiamenti, se questi cambiamenti ci piovono sulla testa poi sostanzialmente. Torniamo su questi temi dopo la pubblicità, tra poco. Allora, per fortuna, diciamo, a fronte di tante aziende, 147 imprese agricole professionali in meno, abbiamo anche tanti giovani che iniziano questa attività. Difficile, molto difficile, su cui bisogna fare una scommessa anche di grande impegno. C'è qualche aiuto a questo riguardo? Leggo solo un messaggio prima. Buongiorno Presidente. Siete due presidenti, vedete, sono un agricoltore quasi vecchio, ma dopo 40 anni di mutuo, dopo 2 successioni, un accatastamento e un frazionamento, mi chiedete di lasciare incolti il 4% e voi che fate? Ciao, Carlo da Verona. Il famoso 4%, questo qua, vero? C'è. A riposo il 4% dei terreni, ci chiederebbe l'Europa. Sì, è una norma che rientra all'interno di un ecoschema, cioè ne parlavo prima, no? Di quella possibilità di fatto un titolo base e poi tu puoi aumentarlo attraverso tutta una serie di condizionalità e di azioni che fai, che non sono obbligatorie però. Non sono obbligatorie, okay. Tant'è che il problema qual è? Che molti rinunciano a fare un certo tipo di lavorazione, di approccio, perché la PAC risulta molto più gravosa che non... invece che essere un aiuto. E quindi dicono rinunciamo all'aiuto e continuiamo con l'agricoltura tradizionale. Quindi ecco, voglio dire, il problema c'è, esiste, persiste e bisogna renderla, come ho detto, questa politica agricola bisogna renderla conveniente agli agricoltori, non sconveniente, certo. Perché noi crediamo che vada fatta con gli agricoltori, non senza gli agricoltori, perché risulta troppo gravosa e troppo onerosa. Certo. Giovani? Sì, tornando alla questione dei giovani, i numeri ci dicono che circa il 2% delle nuove aziende che si formano sono appunto gestite da giovani agricoltori che a mio avviso sono degli eroi, nonostante appunto la possibilità di accedere ai finanziamenti della regione per appunto far sì che l'azienda possa partire, poi la totale gestione ovviamente e percorso che l'azienda fa ovviamente è in capo al giovane agricoltore che di questi tempi appunto che è in autonomia, quindi è bene chiarirlo questo, perché sì, uno non pensi di incominciare mi cimento come ci hanno scritto alcuni e avrò degli aiuti di volta in volta, no ti serve per aprire solamente come un incentivo per l'inizio, dopodiché appunto come tutte quante le aziende devono trovare la propria strada e camminare con le proprie gambe. In questa situazione particolarmente critica per il settore agricolo, il fatto che ci siano dei giovani che vogliono investire in questo settore è un atto eroico. Certo, no, io non lo definirei in altro modo. Chiarissima. La fauna selvatica, Presidente, dobbiamo accennare anche a questo perché abbiamo tante istanze da questo punto di vista sul nostro territorio. Qual è la situazione? Un altro messaggio, sono un agricoltore, ho una piccola azienda, riesco a sopravvivere con una mia attività di vendita di prodotti e lavorati, ma ho dovuto reinventarmi facendo degli investimenti, spero non succedano imprevisti. Io lo comprendo, vede, no? La creatività poi delle aziende stesse porta a reinventarsi, porta a ricollocarsi con progetti. Gli investimenti tra l'altro ci sono. Ci sono investimenti gravati da un'inflazione e da un aumento dei tassi, per la quale noi il 26 ottobre, riprendo, avevamo chiesto un intervento in legge finanziaria del governo a mitigazione di almeno una calmierazione di quello che erano i mutui esistenti, perché ricordo che paradossalmente, lo diceva prima la Presidente
senno, ci sono oggi aziende che chiudono, ma che sono aziende professionali, cioè sono quelle che hanno cambiato i mezzi, hanno reso sicuro l'ambiente di lavoro, hanno fatto tutti quegli investimenti necessari, però oggi si trovano a dover scontare un conto economico che non torna più e quindi preferiscono chiudere. Ricordiamoci che quando muore un'azienda agricola, muore un agricoltore, inteso come impresa, muore un importante presidio territoriale. Tornando sulla fauna selvatica, è sicuramente un altro degli elementi che riguarda quella che è il cambiamento climatico, ma anche, voglio dire, di una volontà che abbiamo avuto ancora negli anni 90 di reintrodurre tutta una serie di animali che per quel periodo risultavano quasi a rischio di estinzione, come era il lupo, e che poi oggi invece ci troviamo a dover non gestire perché hanno proliferato, si sono moltiplicati e oggi, vista la tropizzazione anche dei nostri territori, cioè la densità che abbiamo sia di cittadini ma anche di sistemi produttivi, scontrano quella che è la coesistenza nel nostro caso con l'impresa agricola. Vi ricordo che parecchi danni noi subiamo annualmente sulle nostre produzioni, perché il problema della fauna selvatica, sicuramente i cinghiali, ma possiamo parlare anche dei colombi, possiamo parlare del nutri, possiamo parlare dei cormonali per i pescatori, possiamo parlare di un animale che spesso è veicolo di malattie e quindi anche il rischio di infettare poi gli allevamenti con la peste suina piuttosto che con l'influenza aviaria. Se tu non hai, nel caso logicamente degli uccelli, non sicuramente dei cinghiali questo, ma se tu non hai una gestione, se tu non cominci ad avere un approccio ambientale moderno e quindi avere gli strumenti, avere le politiche che ti permettono di gestirla, cos'è che diventa? Diventa soltanto un'operazione tra chi vuole la fauna selvatica e chi non la vuole. Io credo che non sia questo il sistema adatto per poter coesistere in un ambito, voglio dire, di normalità, dove sicuramente noi come agricoltori possiamo pensare di poter destinare un piccolo quid della nostra produzione per dar da mangiare al cinghiale, ma non più di quello, perché noi oggi ci troviamo nella situazione che non sappiamo neanche quanti cinghiali abbiamo sul territorio nazionale, perché si parla di milioni. Beh, allora scusate, noi non vogliamo i risarcimenti della regione, vogliamo produrre e che la nostra produzione venga legittimata all'interno dei percorsi ordinari di mercato, che già sono difficili. Se aggiungiamo poi anche i danni che subiamo dalla fauna selvatica e l'irrisorietà dei risarcimenti, perché pensiamo ad un lupo che attacca ad una manza gravida in malga, in montagna, quando questa magari si azzoppa, era gravida, quindi dava possibilità di proseguo nell'attività all'allevatore perché poteva nascere una mucca, quindi avere la possibilità di fare latte oppure un vitellino, però perde questo e altre, poi gli diamo un valore che è, non sto qui adesso ad esprimermi in termini tecnici perché da casa magari non ci capirebbero, però un valore che è irrisorio. Allora vuol dire che dobbiamo cominciare a ragionare di come cambiare la norma. Oggi abbiamo una norma che è del 92, che è la 157, alla quale noi anche alla Regione Veneto abbiamo chiesto di attivarsi per poterla cambiare. Nella legge di stabilità scorsa si erano aperti dei pertugi per poter agire al cambiamento, nella conferenza Stato-Regioni non è stato adottata, non sono stati portati avanti, diciamo, quei percorsi. Allora è chiaro che occorre una volontà politica nell'approcciarsi in una maniera moderna all'ambientalismo. Ora in Europa c'è una discussione sul lupo, cioè si vuole declassare la pericolosità del lupo, adesso non la pericolosità, scusatemi, la possibilità di renderlo meno protetto rispetto a quanto lo è adesso, per poi avere la possibilità attraverso dei piani, se passerà logicamente in Europa, dei piani nazionali di intervento. Ma io credo che anche questo sia sbagliato nel concetto. Dovrebbe essere la normalità in uno Stato, voglio dire, sano e normale, quella che è l'approccio di gestione della fauna. Non è che dobbiamo seppur uno strumento che ci darà probabilmente qualche opportunità in più di difenderci, ma non dobbiamo arrivare lì, dovrebbe essere intrinseco nella gestione generale di sapere che occorre una coesistenza tra quello che è il lupo, il cinghiale, l'orso e le parti produttive, perché si parla di carichi sostenibili, cioè un territorio non può sostenere più fauna di quella che è, perché siamo nel territorio italiano, cioè non siamo nella Bosnia, non siamo nelle lande tedesche, siamo in Italia, sappiamo benissimo l'Italia come è fatta, una cordilliera
filiera appenninica e alpina con tutta la parte di pianura molto densa, molto popolata. Questo discorso qui che i non addetti ai lavori non si spiegano e alcuni anche restano perplessi, perché più lupi rispetto al passato? Mi scusi? Perché così tanti lupi, per esempio? Perché poi c'è la proliferazione stessa, poi voglio dire, poi ci sono stati, lì bisogna fidarsi secondo me, vede, io partecipo a molti convegni, in ogni convegno c'è una notizia sempre diversa. Allora, abbiamo degli strumenti a livello governativo che sono preposti a fare questo, abbiamo l'ISPRA, bene, dotiamolo di persone, di scienziati, di menti pensanti e ci dicano il perché i lupi da tot sono diventati tot, il perché si presupponeva che l'orso si spostasse, alla fine non si è spostato, cioè che ci dicano esattamente cosa va fatto. Insieme all'associazione di categoria, insieme alla politica, decideremo per avere una coesistenza, sicuramente anche per la sensibilità di quel consumatore che vuole un certo tipo di ambiente dove ci sia anche la fauna selvatica, e sicuramente ci agricoltori italiani non è per eliminare, voglio dire, il lupo dalla faccia della terra, però siamo per garantire quelli che sono anche i diritti, non solo degli agricoltori, ma anche la sicurezza dei cittadini. Dei cittadini e anche dei turisti. Io non voglio strumentalizzare perché non è nella mia indole, però abbiamo visto cosa è successo, ma non solo per quanto riguarda l'orso, pensiamo anche a volte agli incidenti che avvengono alle autostrade quando ad esempio attraversano i cinghiali piuttosto che i cervi, perché anche il cervo sta diventando un problema, o i caprioli, scusate, non i cervi. Guarda, il tempo è volato, presidenti, io vi ringrazio. A questo proposito di incidenti dobbiamo chiudere, parleremo una prossima volta che per fortuna in agricoltura gli incidenti sono diminuiti e questo è molto importante. Parleremo anche magari una prossima volta di malattie professionali, siamo stati sollecitati anche da alcuni agricoltori a parlare anche di questo, però ci sono dati almeno positivi. Parleremo di granchio blu, ma prossimamente di altre questioni che riguardano sempre l'agricoltura in senso lato. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie Presidente Provinciale di Venezia, Senno, grazie a lei Presidente Passarini di averci dedicato del tempo con degli approfondimenti. A voi cari telespettatori come sempre di aver partecipato, continuate comunque a scriverci, a sollecitarci con delle tematiche, delle proposte, dei problemi che vi interessano, però andate alla CIA che così avete delle risposte dirette e molto puntuali sulle vostre questioni. Buon proseguimento, restate con noi sul canale 19 naturalmente.